Va ora in onda Filo Diretto. Ed eccoci di nuovo in diretta su Radio Padania Libera. Continuiamo con le telefonate su quello che è successo ieri a Milano, le devastazioni su un intero quartiere. Mi hanno detto che hanno raso al suolo un intero quartiere di Milano, questi 500 disperati. Probabilmente, se avrà tempo, se riuscirà ancora a trovare del tempo per ricollegarsi con noi nella mattinata, richiamerà Matteo Salvini e parlerà con noi dalla Liguria fra un comizio e l'altro, fra un appuntamento e l'altro di quelli che sta facendo. Noi invece ricominciamo dicendo, appunto, le telefonate sono aperte, vi dico i numeri di telefono 0266 203529 e per gli SMS sono il 346 6427756. Giuliano aveva chiuso dicendo l'Ilaria leggerà i messaggini e io leggo i messaggini che sono arrivati negli ultimi momenti tra la fine della trasmissione, cioè la fine della trasmissione di Giuliano e l'inizio del filo diretto che in onda in questo momento. Allora, non amo il sistema della Corea del Nord, dice Rita. Ma ieri un pensierino per quei malfattori l'ho fatto, meritavano una scrematura della società. Andiamo avanti, anche Adolf Hitler iniziò col fondare il partito unico del premier, come oggi Renzi vuole rifondare il partito unico con lui premier. Meditate, siamo in un tunnel senza uscita. Da Mari di Vicenza. Poi abbiamo un messaggino polemico che dice che Salvini avrebbe attaccato Alfano comunque. Che cosa volete che vi dica? Io a questo rispondo e dico, non è che c'è molto da dire. Hanno continuato per mesi a dire che Milano non ce l'avrebbe mai fatta fare l'Expo e che avrebbero fallito. Poi che cosa succede? Succede che quello che fallisce è il governo, perché non è che si possa dire chissà cosa, è l'ordine pubblico garantito dallo Stato che non ha funzionato, perché non è possibile riuscire a far arrivare 500 persone in quelle condizioni senza fermarle prima, cioè non sono 2 o 3 che si nascondono fra la folla, sono 500, è possibile che non siano questa grande organizzazione coordinata da Alfano non sia riuscita a trovare il modo di fermarli, ma probabilmente in tutti i paesi civili del mondo, in questo caso, il Ministero dell'Interno, cioè quello che si prende la responsabilità, che ha la responsabilità politica dell'organizzazione della sicurezza, dà le dimissioni perché dice non sono stato capace di farlo, lo do io, mi prendo le mie responsabilità. Qua no. Quindi non è che Salvini avrebbe attaccato Alfano comunque, è Alfano che è attaccabile perché continua a sbagliare. Non è che ci voglia molto arrivarci. Un altro messaggino, volevo informarvi che quando la senatrice Puppato era sindaco di Montebelluna ha vietato a noi leghisti di fare una biciclettata padana. Quindi i sindaci hanno molto potere, anche quello di Milano. E sì che ce l'hanno il potere. Ovviamente una città come Milano è talmente grande che ha bisogno anche di più, anche perché in una situazione come quella dell'Expo, in cui era coinvolto anche appunto lo Stato, probabilmente Giuliano Pisapia si è affidato un po' troppo a Renzi o ad Alfano e quindi ha lasciato troppo le mani libere allo Stato, si è fidato e il risultato è stato questo qua. Dovrebbe pensarci su anche un po' lui, alla fiducia, cioè a dove ripone la sua fiducia. Non è necessario uccidere qualcuno, dice René da Chieri, anche se la storia di Torino ci insegna che in altre epoche i carabinieri hanno sparato sulla folla, ma usare i proiettili di gomma? I proiettili di gomma fa male lo stesso, non è che se uno viene beccato da un proiettile di gomma o uno cioè più morbido, ok? Una volta si sparava anche ai ladri di galline con i fucili caricati a sale, può essere anche quello il sistema, ma non lo so, i sistemi sono tanti. Io penso sempre che la prevenzione sia la cosa migliore, previeni le cose, sai chi sono queste persone, poi su 510 fermati, me la devono proprio raccontare questa cosa qua, cioè perché io non ci credo. Salvini, ci dici Milano, ma la nostra città non ha più in brambilla, cominciando dal sindaco, ha un cognome del nord, siamo pieni di fuffa, Lia. Giuliano, perché questo era ancora il messaggino riferito alla trasmissione di Giuliano Citterio, basta dire signore personaggio a dei farabutti, è sufficiente dire individuo. Vanna. Abbiamo 2 telefonate, pronto, buongiorno, ciao.
Pronto? Pronto, parla pure, dimmi chi sei. Buona mi chiamo da Bergamo. Io pensando ad Alfano mi fa venire i nervi, perché se fossi stato io al posto che io non sono niente, però un po' di cervello l'avrei. Al posto di Alfano cosa avrei fatto io con quei delinquenti? Mi prendevo due carri armati, me li mettevo in macchina, dentro sulla strada, e li facevo sparire tutti. Non succedeva il casino che hanno fatto, ma è possibile che venga a distruggere l'Italia o dico la Lombardia, quella gente lì che non sanno neanche, vanno solo come si chiama, per rompere le scatole agli altri. Ma Alfano non c'è coraggio, non c'è niente, è da mandare a casa, grazie. È vero, hai ragione. Poi bisogna dire una cosa, ruspa, perché a Zanica, a Bergamo, ero lì l'altra sera, i ragazzi, ma non solo i ragazzi, si sono messi ad acclamare con questa cosa qua, ruspa. In effetti sì, ci si vogliono più che i carambati, bastano le ruspe. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno, ciao. Pronto? Buongiorno Ilaria, Mauro da Reggio Emilia. Ciao Mauro. Vedi, il discorso è molto semplice, come diceva Citterio prima, c'è un piano ben determinato perché la polizia non è più in grado di fare niente e questo deriva dal fatto che è stata una sentenza dell'Europa, della Corte Europea, per cui diventa proprio palese il fatto che Alfano sta facendo chiaramente il suo lavoro, non è che non lo sta facendo, lo sta facendo nel senso che segue i dettami del burattino di legno toscano, no? Che a sua volta prende gli ordini da coso. La polizia è a questi livelli qua, dopo la sentenza della Diaz, se tocchi uno rischi 12 anni di carcere, per cui è una cosa che arriva direttamente dall'Europa, perché dopo averci destabilizzato totalmente, togliendo l'industria che era concorrenziale con la Germania, adesso ci destabilizzeranno totalmente, siamo già destabilizzati e ci si avvicinerà, visto con la legge che sta facendo l'Italicum, no? Voglio vedere Mattarella che ci ha bocciato il referendum sulla Lega perché era nella consulta, no? E poi dopo ha fatto il Mattarellum e professore di diritto costituzionale. La misura della dignità umana di quell'essere lì la si misurerà se firmerà o meno la legge che ha fatto quel bastardo di Renzi. Ciao. Ciao. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, ciao, sei tu in linea. Saluto, solo due cose. La prima è che ho visto adesso la televisione e in Turchia, a Istanbul, sono successe delle cose simili a quelle che è successe a Milano, simili ma molto molto meno, solamente che hanno fatto una piccola differenza, ne hanno messi dentro 800, a Milano ne hanno messi dentro 5. Sì. E a quest'ora saranno già fuori. Quindi, 10 fermati, 10 fermati, cioè a 10 hanno controllato i documenti, quanto pare. Ma 800 persone l'avranno spaventato un pochino, no? Non si può fare del genere. E l'ultima cosa che ti dico è che la dichiarazione di Alfano abbiamo evitato il peggio. Se non l'avesse evitato, cosa sarebbe successo? Ti pare? Ti saluto. Va bene. Ok, ciao. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Sono Fabrizio dalla Fabrizio. provincia di Bergamo. Ciao Fabrizio. Stavo pensando, questi diciamo centri sociali qui, lasciando perdere quelli che vengono dall'estero, che so che vengono anche dall'estero, ma i nostri, io mi ricordo che negli anni '80 esisteva già il Leoncavallo e vari altri posti, che mi ricordo che per la mia passione musicale particolare io andavo a vedere i concerti, e veniva gente anche dall'estero a suonare, per tipo musica reggae, così io sono appassionato un po' di quello, ma mi ricordo che in pratica, cioè a vedere quei ragazzi che c'erano dentro allora, e vedere questi qui o li stanno foraggiando a soldi o non lo so, sono cambiati completamente, perché io mi ricordo che quelli là erano tutti fuori come citofoni, tanto per farci capire, e non credo che si sarebbero alzati per andare a fare del casino. Voglio dire che in pratica la generazione o è diversa oppure hanno cominciato a usarli quando è nata la Lega, perché prima non si sentivano mai. Quando è nata la Lega hanno usati come braccio armato, foraggiandoli alla grande come denaro e tutto il resto, perché se no non si capisce, giusto? Sì. Grazie dello grazie spazio. a te. Beh, devo dire che il livello culturale di quelli che abbiamo visto in televisione, quelli intervistati, quelli che sono arrivati così, è decisamente bassino, bassino. Più che foraggiare io direi che le scuole che hanno frequentato non è che possano essere considerate il top della crème, nel senso che non so dove sono andati a pescare, magari li vedi, è vero, dicevi una volta erano fuori come citofoni, non facevano casino, si occupavano solo di musica, vedi, ti potevi sopportare, e invece adesso, non lo so, forse sono anche cambiati i modi di essere fuori come citofoni, usano altra roba. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, volevo solo dire una cosa. Loro sono tutti felici e contenti perché è successo poco o niente a Milano, giusto? Poco o niente. Poteva succedere, ecco, che bella cosa, poteva succedere di peggio. Allora, possiamo andare su quelle famiglie lì che hanno perso la macchina, che stamattina avevano un impegno? Cosa succede? Ma che paese di burattini siamo? Ecco, guarda. Andiamo a chiedere a questi poveretti che hanno perso la macchina, che stamattina dovevano andare a un ospedale per i cavoli loro. Andiamo da quelle famiglie lì a vedere se è successo poco, poverini, dovevano fare di più, ma bravi. Ecco, io Buona adesso giornata. Buona giornata. Sai che cosa farei? Io direi che lo Stato dovrebbe ripagare i danni completi di tutte quelle persone che hanno perso dei beni all'interno di quello scempio, perché in realtà è vero, se uno, anche se hai l'assicurazione non ti risarcisce mai del tutto su queste cose qua, e soprattutto oltre a non darti i soldi che del valore vero, a meno che tu non abbia quelle assicurazioni fantastiche che ormai ben poche persone, non ti rimette insieme quello che hai subito. Quindi adesso, visto che la responsabilità è di Alfano, dovrebbe essere Alfano a risarcire le persone che hanno avuto dei danni. Abbiamo 2 telefonate ancora, buongiorno. Pronto? Sì. Pronto, sono in diretta? Sì, in diretta, sì, ciao. Buongiorno signore Daria. Senta, io voglio parlare della... Basta Ilaria, basta. No, basta chiamarmi Ilaria e basta, non c'è bisogno di... beh, comunque lei è sempre molto carina. Senta, io vorrei parlare un attimo dell'architetto Citterio, che pure è bravissimo, ne fa la recensione. Io telefono da Lecco, volevo dire che già in altre occasioni lui evita accuratamente di leggere gli SMS, quindi ipocritamente non dovrebbe dare il numero per inviare gli SMS quando poi non li legge. Anche una volta in occasione che c'era Salvini aveva suggerito di leggerli. Prima di aprire le telefonate l'architetto deve leggere gli SMS. D'accordo, no, guarda, non è quello, gli SMS adesso li leggiamo, guarda, le leggo uno, quello che è arrivato fino adesso, che dice così: timido suggerimento, e se stimolassimo una specie di marcia dei 40.000, io c'ero ed è servito, e come? Carlo da Torino, Torino in mano ai sinistri, Torino che in mano ai sinistri. Beh, no, diciamo la verità, se ci sono le telefonate si dà la precedenza alle telefonate perché sono lì al telefono che aspettano. I messaggini li possiamo leggere man mano quando non ci sono le telefonate, per quello che si fa un po' di differenza. Pronto, buongiorno. È caduta la linea, quindi adesso passiamo un'altra telefonata. Vedi, se siamo qua che aspettiamo la linea e poi dopo la gente si stufa, vocale la linea, succede, non riusciamo a sapere che cosa hanno da dirci. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, ciao. Sono Angelo, ciao, Angelo da Milano. Ciao, volevo chiedere una cosa, un'informazione. Sì. La Lega, quando ha fatto la manifestazione a Roma, ha dovuto dare una fideiussione di 1,5 milioni, mi sembra, roba di questo genere. I manifestanti di questo, i promotori, hanno presentato fideiussione? L'hanno chiesta a questa gente la fideiussione? Sì o no? Se l'ha chiesta, i danni vengono riparati dalla fideiussione. È vero, il problema vorrei è sapere questo, sarei curioso di saperlo. Guarda, io posso solo per ipotizzare una cosa. Erano 4-5 giorni che dicevano che sarebbero arrivati questi black bloc, perché poi non si sa mai che cosa c'è dentro, perché a me mi dicono black bloc sembra una cosa fantomatica che non si capisce chi sono, chi non sono. Probabilmente tutta gente ben conosciuta dalla polizia, ben conosciuta anche da tutte le forze dell'ordine, quindi se sapevano già, se i telegiornali dicevano che sarebbero arrivati, vuol dire che sapevano che dovevano arrivare, quindi si aspetta che il capo della polizia, Alfano stesso, accende il telegiornale, sente una notizia del genere, avrebbe dovuto tirare sul telefono e dire: scusate, ma voi che cosa ne sapete di questa storia? E magari il prefetto di Milano avrebbe detto: boh, no, noi non sappiamo nulla, non sappiamo chi sono gli organizzatori, non abbiamo mai ricevuto nessuna fideiussione, nessuno ci ha chiesto il permesso di fare questa manifestazione. Probabilmente è così, secondo me non ci sarà nessun danno perché nessuno ha chiesto il permesso, e se ha chiesto il permesso e gli hanno chiesto la fideiussione, allora sì, sono gli organizzatori che ha organizzato quella manifestazione che dovrà pagare, perché non è stato in grado di garantire il servizio pubblico. Ma vedrai che si difendono fra di loro, vedrai che si difenderanno e cercheranno di scanfare tutta questa cosa qui e non caricare la gente che ha partecipato, cioè gli organizzatori di questa dei danni. Pronto, buongiorno. C'è la radio accesa, ciao, spegni la radio perché si sente l'eco.
Mi risento. Fatto? Sei in diretta adesso? Sei spento la radio, adesso puoi parlare? Sì, pronto? Ecco, dai, prova. Pronto? Sì, ti sentiamo. Parla pure, dici pure. Pronto? Non ci senti? Non riesci a sentire la radio? Sì, ho spento una radio. Ok, perfetto. Allora puoi parlare direttamente. Sei in diretta. Dunque, voglio far presente, parlo per un Treviso. Il reato di danneggiamento, incendio delle auto è stato depenalizzato. E vabbè, ma però i danni devi pagare lo stesso, devono pagare lo stesso, anche se è stato depenalizzato. Spero di sì, perché stiamo scherzando. No, almeno l'assicurazione dovrà pagarla, almeno quello, speriamo, perché il furto incendio non lo fa più nessuno, perché sanno che poi non riescono ad ottenere il risultato, per cui, ma anche senza assicurazione. Adesso parliamoci chiaro, l'assicurazione della macchina per gli incidenti va bene, ma di più in un paese civile lo fanno in pochi, perché normalmente tu dovresti avere un livello di sicurezza tale che ti dice che non corri troppi rischi, no? Oppure il costo dell'assicurazione è basso perché proprio non corri rischi, e allora tu fai qualcosina in più. In realtà da noi le cose in più come il furto e l'incendio non si fanno, perché si sa che quando ti rubano la macchina o te la incendiano poi non vale la pena riavere tutto il caos per riavere i soldi, perché in ogni caso non ce la fai, quindi poca gente la fa. Però adesso come adesso, in questo caso qui, appunto qualcuno deve prendersi la responsabilità, deve farsi carico di questa gente e dei danni che ha avuto. Pronto, buongiorno. Pronto, sono Marco di Milano. Ciao Marco. Lei ha appena detto una castroneria che però io ne dico tantissime. Una verità. Quando ha detto lo Stato dovrebbe risarcire, lo Stato siamo noi, ed è proprio questo su cui giocano i vari ministri Alfano o comunque quelli di questo governo. Lasciamo fare questi ragazzi, tanto poi paga lo Stato, e praticamente però lo Stato siamo noi, praticamente questi signori che hanno avuto la macchina rovinata dovranno risarcire se stessi. Grazie. Hai ragione, infatti. E allora cambiamo un attimino. È Alfano che, come fanno cosa succede con i consiglieri comunali? Quando il consigliere comunale fa un errore e sbaglia e usa male i soldi, in realtà la Corte dei Conti glieli chiede indietro e gli chiede cioè suoi, soprattutto quando magari viene usato quella famosa cosa che dicono condolo. Hai sbagliato condolo, hai sbagliato però sapendo di sbagliare, vengono condannati a risarcire il comune dei soldi che hanno speso male. In questo caso, secondo me, bisognerebbe fare la stessa cosa anche ad Alfano. Alfano devi metterci di te soldi, intanto non ti mancano, perché con gli stipendi che prende come ministro e poi soprattutto con quello che ha fatto, questa dovrebbe essere richiesta la stessa cosa. Ce li metti tu, di tuo. Un'altra telefonata? Abbiamo ancora Aspetta un attimo, sono al telefono, Enrico. Ciao, anche noi siamo al telefono con te. Sei in diretta. Sei passato subito. Sì. Ascoltami, sì. Io volevo dire una cosa, che praticamente sono 2 giorni che dicono che la manifestazione c'erano, non so, 30.000 persone pacifiche, soltanto 500 che hanno distrutto la città. Però non so se erano 200 o 300. No, anch'io ho sentito 500, ma 500 mi sembrano in ogni caso sono tanti. Però io voglio dire, questi qui si sono tolti tutti, si sono infilati dentro nel corteo. Allora io non dico che dovevano affrontarli quelli del corteo, però perlomeno fotografarli e dare le fotografie alla polizia potevano farlo. Ma guarda, tu hai visto una manifestazione della Lega in cui sia successa una cosa del genere, che gente si infiltra? Ma fa niente, nella Lega non succede mai niente, di fatti i poliziotti, i carabinieri vengono da noi come andare in festa, vengono solo per proteggerci dagli altri e basta. Ma sai perché non succede? Adesso gli prendo così. Sai perché non succede nella Lega? Non è perché noi siamo più bravi degli altri nel fare le manifestazioni per cui siamo persone tranquilli. Non succede che si infiltrano persone dal di fuori, perché noi siamo capaci di riuscire a capire prima chi è che dà fastidio. Quindi, ma secondo me è proprio la mentalità. Io sono in Lega dall'inizio praticamente, ho fatto 20 anni di manifestazioni. Sì. E secondo me i leghisti sono proprio loro che non sono capaci di buttare. Cioè io la prima cosa che ho notato alle manifestazioni è che non c'erano i bidocini della spazzatura per buttare la carta. Sì. E a me una poliziotta o una vigile, non mi ricordo più, mi ha detto è stato fatto apposta per evitare, per la sicurezza, no? Sì, però esatto. Noi la cerchiamo il posto dove buttare la carta, capito? Sì, è vero.
È vero, e quindi cosa, diciamo che è proprio la forma mentale. Se noi vedessimo qualcuno fare una cosa del genere, non ci sogneremmo mai di dire però sono arrabbiati o cose di questo genere, interverremmo. Esatto, infatti hai detto. Cioè, nessuno di noi sputerebbe mai addosso a un poliziotto. Io ho 60 anni e sono 40 anni che vedo quella gente lì cosiddetta, adesso non è più di sinistra, non lo so perché siccome governano loro dicono che non sono più di sinistra loro, no? Però io me li ricordo che sputavano addosso ai poliziotti. Infatti. Perché lavoravo in centro a Milano e li vedevo. A noi non ci sarebbe mai sognato di sputtare addosso ai poliziotti. Ma di fatto. A nessuno di noi. È da lì che si parte. Infatti, ecco, diciamo che la manifestazione della Lega è formata da tantissime persone oneste che però sono allo stesso tempo anche il servizio d'ordine della Lega, nel senso che se noi mentre siamo in manifestazione vediamo arrivare qualcuno che non è leghista, che è entrato per fare l'infiltrato, che si è infiltrato e a un certo punto si tira su a maschera nera, lo blocchiamo. Cioè, da noi non c'è nessuno con la faccia coperta. Da noi non c'è nessuno. Ogni tanto c'è qualche ragazzo che usa il fazzoletto del Sole delle Alpi e gli dice lo si manda un po' a quel paese perché magari fa un po' lo stupidotto, ma è sempre controllatissimo. No, non lo mettono sulla faccia. Io non li ho mai visti sulla faccia. Hai ragione, sulla faccia. Io ne ho viste tante di manifestazioni perché siamo orgogliosi di quello che facciamo. Infatti, quindi noi non ci copriamo la faccia perché non abbiamo niente da nascondere, anzi forse ci piacerebbe pure che ci arrestassero così almeno andiamo sui giornali, cosa che non hanno fatto nemmeno quando siamo andati a Modena. Ecco, a Modena io nonostante quelli come si chiama, del campanile non ci abbiano mai riconosciuto, io sono andata per me, non sono andata per loro, sono andata per me perché uno Stato che fa fare 6 anni di galera a uno che pagando il biglietto del traghetto rompe un lucchetto e va a mettere una bandiera sopra il campanile della sua città, mi sembra che sia uno Stato che dovrebbe vergognarsi. Ma infatti, hai ragione. E io sono andata per questo, e lì c'è stato il pericolo che i leghisti entrassero nel carcere, no? Sì, però il fatto che si sono messe le camicie verdi davanti e come hanno visto i nostri si sono fermati. Però questi giornali non lo dicono, capito? No, e poi è uscito Bossi a dirci di stare calmi, se no finivamo dentro. Noi Bossi ha impedito che i leghisti incazzati a faccia scoperta, non come questi qua, facessero la rivoluzione. Perché anche quando siamo andati per Cesarino Monti, noi eravamo incazzati come delle bestie, hanno fatto venire Bossi a mezzanotte a mandarci a casa. Mi ricordo, hai ragione. Allora è andato su Borghezio e dice state calmi, dovete far passare la gente. Che cosa? Erano le donne che si piazzavano sedute perché ne avevamo piene le scatole. Adesso tutto questo è andato un po' disperso, però era così, ma nessuno di noi aveva la faccia coperta. Avrebbe anche potuto succedere che un cinquantenne prendesse una sbrangara e desse in testa a qualcuno. Poteva succedere, però non faceva faccia scoperta. Beh, sì, era. Questi sono dei vigliacchi, come lo sono sempre stati. Hai ragione. Anche quando i loro nonni, da partigiani, prendevano una ragazzina figlia di un panettiere o di un salumiere e la violentavano fino a farla morire. È tutta gente che fa di nascosto, perché se tu gli fai boom, questi scappano, gambe levate. Difatti. Sono dei vigliacchi. Scusami, no, hai ragione, hai fatto bene. Abbiamo ancora un'altra telefonata, poi dopo la pubblicità, abbiamo la pubblicità, sì. Eccoci qua, pronto? Ciao. Pronto? Sì, sei tu, sei diretta. Sì, ciao, sono Augusto D'Alecco. Ciao Augusto. Ascolta, volevo dire che ci sono delle responsabilità ben precise, sia nella prevenzione che nella repressione, e queste vanno a capo ad Alfano, che è il ministro dell'Interno. Poi tutti quegli squadristi rossi dei centri sociali sono stati fiancheggiatori e collaboratori di questa gentaglia. I centri sociali sappiamo chi sono, dove sono e i loro padri e padrini politici, che sono i vari Pisapia, Rifondaioli, il SEL, eccetera, eccetera. Queste cose si sanno, ma si fanno sempre finta di non sapere, specialmente a livello governativo ed istituzionale. Quindi le responsabilità sono chiare. Denunciamolo almeno noi, perché questi vigliacchi squadristi rossi ne hanno fatti di ogni e è ora che la smettano. Vi saluto e Padania libera. Padania libera anche a te. Va bene. Andiamo in pubblicità e poi ci risentiamo subito dopo con il filo diretto. MediaWorld ti porta Expo Milano 2015. Un esempio: acquista Smart TV Samsung 46 pollici a €449. Puoi vincere 2 ingressi all'evento. Concorso a premi valido fino al 10 maggio. Regolamento su MediaWorld.it. MediaWorld.
voglio il mondo. Signor Catalan, ecco il suo nuovo climatizzatore. Che classe? Grazie, così mi imbarazza. No, intendevo la classe energetica. Ah, più. Scegli il climatizzatore ad alta efficienza di Enel Energia. Puoi risparmiare fino al 25% sui tuoi consumi di energia rispetto a un climatizzatore di classe A. E in più, fa tutto Enel Energia. Chiama l'800 900 860. Enel Energia per il mercato libero. Offerta valida fino al 36/2015 e condizionata all'esistenza o adesione a un contratto luce o gas con Enel Energia. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Guardi, Maroni decretò l'emergenza Rom, è tutto su internet. Sì. Il caso a Milano, i campi dovevano essere ridotti da 10 a 3, perché quei soldi erano spesi per mettere in sicurezza, videosorveglianza, sgomberare e sistemare quelle che erano catapecchie, quindi ridurre significativamente la presenza. A Milano con la giunta Moratti i Rom erano arrivati a essere 2000, adesso sono più del doppio. Chiaro che nessuno dice in 15 giorni io risolvo il problema. Poi Maroni fu accusato dall'Europa perché voleva fare il censimento e gli dissero vuoi fare le schedature come Hitler, e quindi l'abbiamo già sentito. Poi arriva Monti, sospese il piano Rom, chi si è visto si è visto. I campi tornarono a raddoppiare come era e quindi non ho capito qual è la soluzione democratica della sinistra. Dargli le case, perché la Boldrini, avete sentito, ha detto la mia è la ruspa, la mia è la ruspa, la mia è che... Ancora con questa ruspa. Ma ti posso scusa, mi fai una domanda, posso rispondere? Sì. Dopo la hanno i diritti, i doveri e i soldi per fare quello che fanno tutti gli altri cittadini italiani che stanno guardando la televisione. La casa la compri, l'affitti, chiedi la casa popolare o fai il mutuo. Non vedo perché al Rom devo dare la casa e al disoccupato, allo sfrattato, al separato, allo sfigato diritto alle case popolari, hanno diritto alle case popolari. Ti organizzi come tutti gli altri esseri umani. E se non mandi il figlio a scuola, ti porto via il bambino. E se usi il bimbo per accattonare o per rubare, ti porto via il bambino come faccio a tutti gli altri esseri umani. Che sono degli esseri umani, dei nostri fratelli e delle nostre sorelle Rom, e abbracciarli alla faccia loro. Vogliamo abbracciare quelli che vogliono pregare qualunque Dio e dire ai nostri fratelli musulmani che sono benvenuti in tutta Italia. Siamo noi. Sì, davvero, siamo noi, rubiamo sulla metro. Così lo dite così, senza vergognare? Sì, perché ci dobbiamo vergognare, scusa? No, perché secondo voi rubare è una cosa bella? Sì, per noi sì. Perché? Perché noi tutta la vita lavoriamo queste cose. Di dove siete voi? Da Roma. Siete Rom, siete? Bosnia. Sì, siamo da Bosnia, però viviamo qui a Roma. Quindi vi hanno insegnato proprio fin da piccoli a rubare? Sì. Siamo insegnati da sole. Avete paura che i poliziotti poi vi arrestino? Ci arrestano, ci mandano via di nuovo. E noi ci andiamo giù, andiamo a rubare, ecco. E i poliziotti vi hanno mai fermato? Vi è mai capitato che vi hanno preso? Sì, tante volte. Che fanno? Vi individuano, no? I nomi, ci prendono, ci portano alla questura, ci fanno le foto, impronti, ste cose, se c***o ci lasciano. E poi vi rilasciano? Sì, perché poi continuate a rubare? Sì. Non vi dispiace però per chi viene? Posso sapere io su quale canale, scusa? Perché metto l'occhiale così sono più sexy. Non vi dispiace se poi, non so, la vecchietta rubate qualcosa e lei rimane senza soldi? Non mi frega, dopo muore. Cos'è la vita? Cioè. E te non dispiace se magari... Non mi dispiace, guarda, sto bene io, mi prendo i soldi e sto a posto. Pensi per te, non pensi agli altri? Non pensiamo per la gente, pensiamo per noi. Quanto fate? Dai, più o meno, 20 euro, 50 euro? 20 euro, 50 euro, noi quello buttiamo di nuovo. Devono essere pezzi grossi, da 100, da 100. Quelli da 100, da 500. Voi che ci fate con tutti questi soldi? Andiamo a comprarci i vestiti con i nostri ragazzi, andiamo al cinema, andiamo a divertirci, facciamo ste cose, facciamo un po' di erba. E quanti anni hai? Io 15. 13. Non pensate che sia troppo facile avere soldi così? Mettiamo soltanto la borsa così e andiamo a rubare così. E prendiamo la porta avanti. Ma non sarebbe meglio che voi andaste a scuola e poi uscite da scuola iniziaste a lavorare come fanno tutti senza... non sarebbe più onesto il concetto? No, troppo difficile. In un mese 1000 euro, ma io in un giorno faccio 1000 euro. Quindi non ti conviene, no? Quindi sto meglio a rubare. Scusa.
Eccoci di nuovo in diretta, abbiamo in diretta anche Leo Siegel con cui stiamo facendo alcune cose proprio per collegarci anche a quello che ha detto una delle ultime telefonate a proposito dei veneti e a proposito di certe manifestazioni, dei campanile e di altre cose. Sentiamo Leo Siegel ciao Leo, sei in diretta. Ciao, saluto a te, al regista Roberto e a tutti gli ascoltatori. Non c'è Roberto, c'è Giulio, comunque. Giulio e Roberto in effigie. Giusto, io ti ho sconvolto la vita in pratica, di la verità. Ti faccio fare delle cose, non ti dico che le faccio. Ebbene sì, sono traumatizzato. È vero, davvero. Ascolta, ti chiamavo perché oggi appunto è cambiato completamente il palinsesto, non c'è Maramau, ma andiamo avanti a fare la diretta su quello che è successo a Milano. Noi però avevamo deciso di parlare anche un attimino, anche perché è collegato quello che è la vita della nostra città, del nostro movimento, quello che stavamo combinando noi prima che ci arrivassero i Blue Bloc e distruggessero la nostra città. Dunque, noi stiamo andando avanti facendo, appunto, abbiamo lavorato insieme al Comitato Veneto Indipendente per le elezioni, e tu hai scritto un bellissimo libretto, e poi adesso noi siamo in giro a vendere libri, in realtà a cercare i fondi per fare il referendum per l'indipendenza del Veneto, giusto? Sì, quando mi dicevano cosa fare da grande non ho mai detto il piazzista, e adesso mi trovo piazzista, ma ricordo che questo va in aria, faremo seriamente questo raccoglie fondi anche per la radio e a pubblicizzare, promuovere nella fattispecie lo spirito indipendentista dei Veneti, e andranno prima o poi al referendum, oltre che essere coinvolti nella campagna elettorale per le regionali che si preannuncia vincente per Zaia. Quindi questo è un obiettivo. Il libretto che abbiamo fatto insieme sulla Radio Padania, credo che lo conoscono un pochino tutti, ricordo, non tocca a me dare le date, però che ci sono tantissime feste, praticamente abbiamo il calendario pieno tutti i weekend, feste che raccolgono amicizie e supporto per la nostra amata radio, e poi dopo possiamo anticipare questa grande iniziativa sulle canzoni della libertà. Ecco, poi ne parleremo al momento giusto, che potrebbe avere anche un aggancio editoriale assolutamente straordinario ed inedito per noi, ma una cosa alla volta. Mi dicevi di quello che è accaduto a Milano. Non doveva accadere, però se proprio doveva accadere, e non me ne voglia nessuno, è significativo che sia successo nella zona di Milano che dà il maggiore consenso a Pisapia. Già ai tempi di Formentini sindaco, il quoziente più basso, come documentato dalla presenza di consiglieri nelle circolazioni, la zona 1 è quella dei radical chic, degli snobbini, di quelli che chi se ne frega tanto, io fanno casino, ma io venerdì vado su in montagna, vado al mare, torno lunedì, chi se ne fotte, e stavolta è capitato loro. Così una volta tanto capiscono cosa significa per quelli delle periferie vivere quasi quotidianamente in un ambiente di delinquenza. Non doveva capitare, è scandaloso che sia capitato, ma è significativo perché la vita diventa un boomerang. È capitato in quella zona di Milano alla quale la Lega fa particolarmente schifo, alla quale la Lega dà il minimo della percentuale elettorale, e votano Pisapia, sono quelli del nastrino arancione al bavero, e stavolta hanno picchiato il muso. Ecco, gli sta bene, quindi praticamente di questo che possiamo non dire. Dico non doveva accadere, però non doveva accadere, ma che sia successo a casa loro, così capiscono cosa passano quotidianamente quei poveri cristi delle periferie milanesi, e non solamente milanesi. Giusto, sì, giusto, nel senso che è vero, perlomeno visto che sono così solidali nei confronti di chi continua a distruggere, cioè a rendere insicura la nostra vita, perlomeno adesso sanno sulla loro pelle che cosa significa. Vuoi scommettere che si ribelleranno? Secondo me sì, a questo punto, perché quando ti tocchi nel loro... Questi quando ci picchiano il musetto capiscono meglio le cose, perché se un conto è leggere sui giornali, un conto è vedere il telegiornale, un conto è trovarli di persona. Spiace perché è una zona particolarmente bella, è la vecchia Milano, è la Milano diciamo più
orografica, però è stato a casa loro, così ripeto, capiscono cosa significa per quelli di via Forfermate, del Gattosolio, di via Rizzoli, dell'Ortica di Milano, di tutte le zone malfamate di Milano dove la delinquenza è quotidianità. Lì sta la delinquenza para-pseudopolitica, altrove delinquenza fine a se stessa. Ti racconto una piccola cosa, io ieri sono stato toccato dentro, per adesso stringere in una specialità, viaggiano con la macchina, ti toccano lo specchietto, ti tagliano la strada, non tutti che ti chiedono i soldi, se no sì, è una chiamano abbastanza polizia e comune. carabinieri. Ecco, ieri ho fatto un'operazione che ti racconterò vita, sono scappati loro alla fine, ti spiegherò com'è andata, perché uno mi ha seguito fino nel sotto casa, ok? Io sono entrato nel box e questo qui è venuto giù dalla scala, piccolo particolare, si stava chiudendo il portone automaticamente, questo qui lo tenevo dentro e chiamavo la polizia e questo è scappato via con due bambini dietro, due bambini neanche in età scolare dietro, dicendo che i bambini si erano spaventati e chiedevano soldi, hai capito? Questa è la Milano di Pisapia. Da una parte Leo, una volta che ti lascio da solo per un giorno ti succede così. Ma io convivendo in pianta stabile con te sono un traumatizzato cronico. Questa qui è stata una variazione sul tema. Esatto. No, dai, restituisco la linea, perdonami. Dobbiamo dire una cosa anche, dai, prima di riprendere, perché adesso abbiamo un'altra telefonata che vuole chiamare, ma che vuole intervenire, però volevamo fare un attimino il punto della situazione del posto dove siamo. Io oggi sarò appunto a Marcallo con Casone, dopo mi prendo 2 minuti e parlo del programma dell'Insubria Festival che appunto ci ospitano e mi hanno fatto questo cambio, cioè nel senso ospitano noi con i nostri libri, è ovvio che è nella linea perché è sempre un libro sull'indipendenza. Io sono un devoto di Terra Insube, quindi va benissimo. Ti invidio. Mi invidi e io me ne resto vicino a casa e te ti spedisco invece domenica, anzi ti spedisci solo. Va bene, stasera a rapporto, fu fatturato. Esatto, no, e vai a Zanica. Invece domani sera c'è ancora Zanica, la serata di chiusura e lì ci saremo. Io ci sarò. Tu ci sarai e invece io sarò Marcano. Col consueto tavolo, quindi chi vuole dare l'ultima serata per così darci una mano alla Radio Padania. Esatto. E agli amici veneti, quindi noi saremo ancora lì. Infatti. E poi dopo c'è tutto un filotto di feste, ma lì avremo tutto il tempo perché con Semivarin stiamo lavorando molto bene, praticamente non c'è weekend nel quale sabato e magari sabato e domenica non si sia impegnato, ma ripeto, non voglio invadere quello che è il terreno prediletto di Semivarin. Abbiamo 2 telefonate, ti dispiace se ne passo una in diretta? Pronto, ciao, magari vuoi parlare con te, Leo? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, sì, magari un giudizio anche da parte del signor Leo. Questa manifestazione di bardati a neri, di nero, ieri, era stata già annunciata, perché io l'avevo già sentito anche alla radio e l'avevano detto, e sarebbero arrivati, era stato detto, sarebbero arrivati anche dalla Francia, questi signori. Allora mi chiedo, ma perché non è stato fatto niente in anticipo, in previsione poi di una manifestazione così importante a livello internazionale come l'apertura dell'Expo? Ma perché la magistratura, il prefetto, il ministro Alfano, ma perché nessuno si era organizzato? Perché bastava fare un annuncio ben preciso su tutti i canali di tutte le televisioni, bianche, rosse, verdi, non c'è questione di partito adesso, è la sicurezza nazionale, e vietare in modo assoluto qualunque tipo di manifestazione. Non che i poveri poliziotti devono sempre rimanere indietro lì con le mani in mano, ma veramente è vergognoso, è una cosa vergognosa, è uno stato pauroso nel quale siamo, e dovrebbe capirlo anche il nuovo Presidente della Repubblica, che bisogna muoversi e bisogna fare qualche cosa. Cosa ne dice, signor Leo? Io non so più cosa pensare. Signora, con uno pseudo ministro come Alfano, che combina disastri epocali senza precedenti nella storia di questo paese, pre-fascista, post-fascista, fascista, cioè quello che sta combinando questo disgraziato politico, parlo sempre di politica, non ha precedenti in tutta la storia del paese, e a Milano abbiamo avuto la riprova. Probabilmente questo qui ha passato la vigilia per studiare come muoversi all'Expo, come vestirsi, come ghindarsi, che palle raccontare nella fattispecie. Questi sono dei palloni gonfiati e Alfano è il prototipo, con un particolare che questo qui ha in mano il dicastero più
più importante in questo momento è quello della sicurezza. Si sviluppi questo problema nel meridione, dove sbarcano quotidianamente, sia nella fattispecie, questo ha dato la misura di se medesimo. In un paese serio questo qui si dimette, e se non si dimette viene destituito, lo mandano a casa del Crimedis a Milano, chiaro? Non ce lo teniamo, questo è lo scandalo. Quindi questa è la Milano vittima di Alfano, come tutto il meridione vittima di Alfano. Va bene, Leo, ascolta, ti lascio perché mi dicevano che devo continuare con il filo diretto, abbiamo altre 2 telefonate sempre su questa questione. Allora noi ci vedremo, non lo so, settimana prossima, con la prossima, dopo che abbiamo finito questo weekend così impegnato, giusto? No, vabbè, perfetto, sì. Un saluto a tutti e buon lavoro anche a te. Ciao. Grazie, ciao Leo, ciao. Abbiamo ancora 2 telefonate, dopo, verso la fine dello spazio, vi racconterò ancora un pochettino le cose che riguardano appunto il referendum del Veneto, piuttosto che la rivocazione storica dell'Invitara Insub e delle Pasque Veronesi. Però adesso invece andiamo avanti con le telefonate, e diceva Matteo Salvini prima questa mattina presto di cominciare le telefonate con una specie di hashtag, con Alfano dimettiti, giusto? Pronto, buongiorno, la prima telefonata. Ti va bene? Buongiorno. Buongiorno. Sei d'accordo anche senta, tu? Sì. Condivido pienamente quello che ha detto il signor Leo, e subito dimissione di Alfano, perché mi ha scandalizzato quando ha detto poteva capitare il peggio. Ma lo Stato cosa lì a fare? Lo Stato è fallito, lo Stato dovrebbe difendere i confini e le persone. Se lì si fossero trovati degli anziani, dei bambini in mezzo a quella che camminavano lungo i marciapiedi per andare a casa loro, poteva succedere anche del peggio, potevano anche essere uccisi. Esatto. Ma io non ho più la sicurezza da parte dello Stato. Poi lo Stato proibisce al cittadino di potersi difendere in casa sua se entrano i ladri, e non può farlo perché va in galera lui. Ma qui siamo in un concetto di falsa democrazia falsata completamente, perché democrazia vuol dire io ho la libertà di fare ciò che voglio finché non ledo la libertà dell'altro. Buongiorno. Buongiorno, ciao, pienamente ragione. Pronto, buongiorno. Buongiorno, ciao. Mi chiamo Gino, parlo dal Veneto. Vorrei cortesemente di poter parlare con Leo Sigel, ma non sono riuscito. Sì, no, dillo che però ascolta, lo so che ascolta, poi magari ti rispondo. Io volevo semplicemente chiedere perché non fate delle feste per Radio Padania, anche qui nel Veneto. Arriviamo, ci sono, stai tranquillo. Quando? Guarda, è vero, doveva dirtelo lei perché lui è in mano tutta la scaletta. Comunque a me mi parlava già di Pordenone, di Cittadella e di altri appuntamenti che verranno nel tempo. Il problema è che noi, sai, siamo tutti volontari, lavoriamo durante la settimana, facciamo queste cose in tutto il tempo libero che abbiamo, ritagliamo proprio 10 minuti così, quindi arriviamo quando abbiamo il sabato o la domenica. I sabati della domenica nell'anno sono meno dei giorni normali, è tutto qua. Perciò, ma io ne sento tante da quelle parti, qui non ne sento neanche una. No, arrivano, stai tranquillo che ce ne sono, te l'ho detto. Io di mio so già che ci sarà prossimamente, non ti so dire, probabilmente verso giugno, Cittadella e Pordenone, ma non so le altre, ma ci saranno anche le altre. Pordenone non è in Veneto. Hai ragione, sono io che sono cattivissima, non so bene la geografia. Ma stiamo bene perché sennò anche noi ci stanchiamo. Dai, comunque sì, diciamo che andremo da Milano, ci spostiamo lungo l'autostrada, arriviamo verso la Veneto, verso la Serenissima, verso l'est della Padania. Ma spero che quando sarà anche almeno per Cittadella ci facciate propaganda a sapere qualcosa. Sì, certamente. Lo sentirai dire tutti i giorni quando arriva il momento. Va bene, grazie. Okay, grazie, buongiorno. Padania libera. Padania libera anche a te. E in effetti sì, però torniamo, abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Ciao. Senta, mi scusi, io 2 parole e poi basta. Dico solo che dovremmo andare a prendere i genitori di questi delinquenti. Va bene far pagare a loro tutti i danni. Prendere questi delinquenti e adottiamo i sistemi di una volta. Gran randellate, va bene, fare male, percuoterli. Hai ragione. E poi la seconda volta ci penseranno su. Perché è inutile portarli dentro una notte e rimandarli fuori il giorno dopo. Adottiamo i sistemi di una volta. Perché quando davano le botte ai bambini piccoli, e non era giusto chiaramente, ma qualche scapaccione si doveva, ma una volta picchiavano veramente di brutto. Beh, io guarda, non sono d'accordo. Nessuno faceva niente. Adesso se tocchi un bambino con un dito
i genitori subito denunciano maestre o assistenti. Io questi delinquenti, lasciando da parte i bambini perché i bambini non si toccano, ma questi delinquenti, una gran ruota di botte veramente, ma fare male, fargli venire le contusioni. Sì. È vero, dobbiamo pensare alla mamma di Baltimora, che poi quando l'ho visto ho pensato a certi momenti in cui sono andata a riacchiappare mio figlio, perché i miei bambini sono bravi, i miei ragazzi sono sempre stati bravissimi, però ogni tanto anche loro le loro stupidaggini le facevano, molto molto minori di quelle che hanno fatto questo, non hanno mai rotto nulla, però ogni tanto qualcosa per far arrabbiare, insomma bisognava andare a recuperarli. E la mamma di Baltimora ha fatto la stessa cosa, l'ha recuperato, cioè è andato a riprendere, a ritirare la briglia per farlo ritornare in sé, perché poi alla fine escono in sé. Questi ragazzi sembra che non abbiano genitori, sembra che non ci siano i loro genitori, li avranno abbandonati da piccoli, non lo so. Pronto, buongiorno. Ciao. Buongiorno Ilaria, sono Maurizio. Ciao Maurizio. Mi scuso della voce, ma vabbè, è così, Va bene. Hai l'elenco delle feste, Maurizio? Non ho qui l'elenco delle feste. Invito a telefonare al numero dedicato per la festa di settimana prossima, di sabato prossimo a pranzo a Vigevano. E comunque vorrei dire al fratello Veneto che devono essere i veneti ad organizzare, non siamo noi di Radio Padania a proporre. I veneti organizzano e noi accettiamo ben volentieri, per cui sono le varie sezioni, circoscrizioni così che devono darsi da fare e noi accetteremo molto volentieri. Ok, dacci il numero Maurizio, perché io... Allora, adesso vado a prendere il numero che è il 339 6395 685. Adesso sto prendendo le prenotazioni per il pranzo di sabato prossimo 9 maggio a Vigevano, Trattoria d'Arsena. Bellissimo. Grazie. Grazie a te Maurizio. E buona Padania libera. Grazie, ciao, buona Padania. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno, ciao. Pronto? Sì, sei in diretta, parla pure. Non mi senti? Non senti la radio? Adesso sì, eccoti. Niente, a proposito di ieri a Milano, 1° maggio milanese, vorrei ricordare a chi ha poca memoria, perché io ho un po' di anni, che negli anni 20, 19, 20, 21 facevano le stesse cose, avevano una camicia nera, solo che allora erano più bravi, nel senso che usavano olio di ricino e manganello e non spaccavano tutte le cose che hanno fatto questi. Questa è una. Pronto? Mi senti? Sì, ti sento, ti sto ascoltando, ti sto sentendo. Adesso due cose che esulano, diciamo, da questo argomento e guardano un po' le tasse, perché tutti strombazzano dicendo che Renzi ha diminuito le tasse. Sarà anche vero, ma io ho avuto una piccola sorpresa. Una, quando ho fatto il 730, mi sono visto depauperare la detrazione per l'assicurazione della macchina e della motocicletta, e l'altra invece per quanto riguarda la sanità, premesso che mia moglie da 2 anni fa degli esami particolari, analisi particolari, in regime di mutua perché è invalida, eccetera, eccetera. Stavolta invece dal 1° maggio un esame, adesso che non ricordo il nome tecnico di questa analisi, lo deve pagare 25 euro. Ora io non sento mai nessuno dire queste cose alla radio. Se queste sono le diminuzioni delle tasse, allora bravo Renzi. Mi ha sentito? Sì, ascolta, ti dicevo che volevo dirti appunto che se tu ascolti la radio al venerdì all'1 c'è una trasmissione che si chiama Una mela al giorno, in cui si parla proprio di questo genere di argomenti con l'assessore che è Luciano Bresciani, che è appunto è l'ex assessore alla sanità della Regione Lombardia nell'altra legislatura, e si occupa adesso, sempre da volontario, di parlare agli ascoltatori appunto di tutto quello che riguarda la parte della sanità, delle esenzioni e di quello che sta succedendo, anche sui rapporti tra lo Stato e
e la Regione Lombardia riguardo a questo argomento. Adesso abbiamo in diretta Andrea Rognoni, che appunto oggi gli sto scippando io un pezzettino della sua trasmissione, però aveva da fare degli annunci importanti, quindi gli lasciamo lo spazio. Ciao Andrea. Sì, ciao carissima. No, appunto solo per dire, visto che non andrei in onda alla mia trasmissione, di andare sul mio sito, sul nostro sito nuovo, che è www.artenorreview con la W finale artenorreview.org, per avere informazioni anche su tutti i nostri viaggi e le nostre iniziative. Naturalmente si parla di mostre, di libri, di approfondimenti di vario genere, culturale, filosofico e storico, ma anche dei nostri viaggi e delle nostre iniziative. In particolare il 23 maggio andremo a visitare la mostra Visconti e Sforza a Milano, che sta ottenendo un grande successo, quindi appunto aspettiamo iscrizione anche via mail, come è scritto appunto nel sito. Il sito, ripeto, è artenorreview.org. Vi ringrazio tutti della pazienza, buon sabato e domenica e grazie soprattutto a te Ilaria, a risentirci. Chiedi che cosa? Ciao. Ciao Andrea. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno Baraggia. Ciao. 2 commenti su quello che è successo ieri. Quello che abbiamo visto a Milano è la cultura della sinistra, è la cultura dei democratici, di coloro che si ergono come custodi della vera democrazia in Italia. Allora io dico a tutte queste persone, anche chi è in ascolto, di vergognarsi, e invito tutti i politici democratici oggi a rassegnare le dimissioni, perché è il fallimento della cultura della sinistra. È vero. Il secondo commento è sul discorso che ha fatto ieri a Pozzallo la Camusso, sindacalista CGIL. Si deve vergognare. Quando ha parlato che l'articolo 1 della Costituzione dice che l'Italia è fondata sul lavoro, gli ricordo tutte le politiche di sinistra avallate dai sindacati, sia CISL, CGIL, UIL, tutti i sindacati uniti, che hanno permesso alle aziende di aprire le cooperative, di portare i dipendenti sulle cooperative, di pagare 1/4 dei contributi INPS che spettano a queste persone, agli operai in modo particolare, e tutto quello che ne è conseguito sulle aziende artigiane. Io ho una piccola azienda e ho denunciato l'INPS e ho fatto causa all'INPS per il trattamento che riserva a chi amministra e a chi opera all'interno delle piccole e medie aziende. Questa è una vergogna e oggi tutti i sinistri d'Italia si devono vergognare e rassegnare le dimissioni da ogni ruolo che occupano. Va bene, hai ragione, hai perfettamente ragione, quindi dovremmo dirlo, Alfano, dimettiti. Abbiamo un'altra telefonata, poi siamo in chiusura per questo momento, finisco io, diciamo, e continua poi in effetti la trasmissione con gli altri per tutta la giornata, perché sarà tutta la giornata dedicata esclusivamente appunto ai fatti di Milano, e ha un nome particolare, Milano brucia, non mi viene in mente, Alfano, dimettiti. Poi c'è un'altra cosa, che questo Milano brucia, che è particolarmente legato a un discorso che mi piacerebbe fare dopo, però sentiamo prima una telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, sei tu. Ilaria, sì. Sono la Carla da Busto. Ciao Carla. Senti, per me un pochino è stato voluto tutto questo, perché sono un po' invidiosi di Milano, Maroni, non voglio fare demagogia, ma per me quasi sono contenti. Non vedi, Renzi non pronuncia, quello là dice che va tutto bene. Poi un'altra cosa, a Giuliani, il famoso eroe Giuliani di Genova, hanno dedicato un'ala del Parlamento, una via, e il papà è diventato deputato. Così. Guarda che sta attento a dirlo, perché qui abbiamo 500 che hanno distrutto Milano, non vorrei avere 500 parlamentari in più, per cui va bene. Ascolta, adesso